Il mercato del prodotto contraffatto, il falso Made in Italy, genera un guadagno pari al 6 o 7% del PIL nazionale. Combatterlo significa contrastare la criminalità che ne ha fatto un fiorente canale di approvvigionamento, ma anche la concorrenza sleale, lo sfruttamento del lavoro nero e evitare effetti nocivi sulla salute. L'industria del falso tra illegalità e criminalità è stato il tema dell'ultimo seminario rivolto agli amministratori locali nell'ambito del progetto Conoscere le mafie e costruire la legalità, progetto formativo di Avviso Pubblico e della Regione Veneto. Come tutti i mercati, se esiste un'offerta esiste anche una domanda e quindi il ruolo del cittadino, della cittadina consumatore diventa fondamentale, quindi diventa importante capire perché si acquista un prodotto contraffatto, perché costa meno, perché permette tramite quell'oggetto di distinguersi dagli altri. Ecco, bisogna capire che dietro l'acquisto di questi prodotti non c'è solo un venditore ambulante, che è l'ultimo anello della filiera, è molto spesso sfruttato. Risalendo la filiera troviamo complicità anche col mondo imprenditoriale legale e troviamo anche reti criminali transnazionali molto potenti e molto pericolose. Quali sono le misure di contrasto efficaci? Dal punto di vista della repressione sono state formulate proposte di modifica della normativa per individuare delle fattispecie di reato più preciso, per aumentare le sanzioni e per dotare le forze di polizia e magistrature di ulteriori strumenti. Dal punto di vista della prevenzione è importante sensibilizzare i cittadini perché dietro la contraffazione si nascondono gravi rischi anche per la salute delle persone. È chiaro che la criminalità organizzata utilizza la contraffazione come altri settori per ampliare i propri profitti. Talvolta le indagini della magistratura hanno evidenziato che ci sono delle complicità da parte delle stesse aziende produttrici o da parte del settore della commercializzazione e anche per questo è necessario spezzare questo tipo di legame. Da sempre impegnato in uno sforzo per creare la cultura del Made in Italy e della sua tutela in un ambito di assoluta onestà, le Camere di Commercio, che hanno inventato ogni tipo di iniziativa per educare il consumatore ad acquistare prodotti originali, ma la lusinga del basso costo è una sirena pericolosa. Noi ci stiamo mettendo impegno assieme a tutte le altre parti coinvolte e quindi siamo fiduciosi che un passo alla volta il contrasto possa essere maggiore. Le forze dell'ordine fanno molto, ora conta molto l'educazione sia da parte delle imprese che da parte appunto dei consumatori per rispondere a questa esigenza e capire che il contrasto al falso è anche una questione di tutela della salute pubblica. Dobbiamo sollecitare sempre di più il Made in Italy veramente come tutela anche da un punto di vista proprio normativo, come è già avvenuto in passato, per spingere tantissimo su questa tipologia di attività e pulire gli imprenditori che non operano in condizioni di legalità.